Una partita che ha mantenuto tutte le promesse della vigilia e forse le ha persino superate. Nel recupero della 26esima giornata del campionato di promozione, l'Alcamo 1928 ed il Città di Marineo hanno dato vita ad un confronto di altissimo livello tecnico, concluso con il successo dei padroni di casa per 4-2 al termine di 90 minuti intensi, ricchi di emozioni e giocate di categoria superiore. L'avvio è stato tutto di marca locale. I bianconeri, guidati da mister Virga, hanno imposto fin da subito il proprio gioco, fatto di costruzioni pulite e trame offensive ben organizzate, trovando il vantaggio con un grandissimo gol di Rosone che da circa 35 metri lascia partire un gran destro che si insacca all'incrocio dei pali. Il gol scuote gli ospiti che 2 minuti dopo vanno vicinissimi al gol del pareggio con una bellissima azione di Mercanti che colpisce la traversa. Al 42esimo minuto arriva il raddoppio per l'Alcamo, cross dalla destra di Prestigiacomo, sponda di Rosone e Lini mette alle spalle dell'incolpevole Randazzo, portando il risultato sul 2-0 che chiude il primo tempo. In apertura di ripresa la partita sembrava indirizzata definitivamente quando è arrivato il gol del 3-0, ancora con Rosone che insacca di testa dopo un bellissimo cross di Cottone. Gol che ha fatto esplodere il pubblico e che ha dato, come detto, la sensazione di una gara ormai chiusa, ma proprio qui è emersa la qualità degli ospiti. Al quarto minuto, punizione magistrale di Jack Serio che trova un gol fantastico che accorcia le distanze e che è anche il primo gol stagionale subito dai bianconeri all'Elio Catella. Da lì in poi la partita cambia volto, con gli ospiti che iniziano a macinare il gioco e dal 27esimo si procurano un calcio di rigore. Alla battuta Velardi che non sbaglia e porta il risultato sul 3-2 e partita improvvisamente riaperta. Il momento più delicato è stato gestito con maturità dalla squadra di casa che ha ritrovato ordine e controllo del gioco grazie anche all'espulsione al 35esimo di Prestia per fallo da ultimo uomo che lascia il Città di Marineo in 10 per l'assalto finale. Ed a tempo ormai scaduto infatti, con gli ospiti sbilanciati alla ricerca del pareggio, è arrivato il gol del 4-2 con Spina che scappa sulla sinistra e giunta in aria mette al centro per Failla che suggella una prestazione complessiva di grande qualità e maturità. Il successo dei padroni di casa è nel complesso meritato. Dopo aver costruito un vantaggio importante, hanno saputo reagire al ritorno degli avversari, chiudendo definitivamente i conti con personalità. Gli ospiti, dal canto loro, escono comunque con onore da un confronto giocato a viso aperto. Una sfida, quella disputata all'Elio Catella, che resterà tra le più belle del campionato per contenuti tecnici ed emozioni.